Buonasera a tutti, benvenuti a questo penultimo appuntamento della rassegna per l'edizione estiva 2023. Questa sera siete numerosi, vi ringrazio di essere qui, anche se le condizioni del tempo non sono proprio le migliori, però vi vedo tutti molto interessati e appassionati, quindi speriamo di avere una bella serata, anche se sta piovigginando. Saluto anche chi ci segue da casa all'interno del gruppo Mestre Mia, che ringrazio come sempre per la collaborazione. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui Jacopo Zerbo, che vedete alla mia sinistra, autore del romanzo L'estinzione della ruota, che verrà presentato grazie alla disponibilità di Paola Bigatto, che questa sera appunto ci aiuterà a conoscere sia l'autore sia l'opera. Quindi Paola, grazie davvero della tua cortesia, della tua gentilezza. E io passerei direttamente la parola a voi. Buon ascolto a tutti. Alla fine della presentazione ci sarà spazio anche per il pubblico se vorrà intervenire, se vorrà fare domande, e chi sarà interessato potrà anche acquistare il libro, perché ne abbiamo delle copie a disposizione. Bene, ascoltiamo allora. Paola, ti passo la parola, prego. Grazie Silvia, e grazie anche a Jacopo per avermi dato questa occasione, anche perché io devo fare una premessa per tutti gli astanti. Io c'entro poco con la scrittura e con la scrittura narrativa. Io in realtà c'entro di più con un altro aspetto della vita dell'autore di oggi, che è il teatro. Jacopo Zerbo, che è l'autore di oggi, infatti è un attore, è un didatta teatrale, oltre che uno scrittore. Si è diplomato alla scuola Paolo Grassi di Milano, è stato mio allievo, anche questo devo dire, ha lavorato con importanti registi e importanti didatti, ma forse, poi Jacopo tu integrami perché io sto facendo un rapido riassunto, forse l'attività che in qualche modo è stato un anello di congiunzione tra la sua attività scrittoria e quella attorale è la sua collaborazione con Dario Fo, che è stato sia suo maestro scenico, ma è anche stata una persona con cui ha scritto diversi testi. È corretto, Jacopo? Poi magari ci dai qualche informazione in più su questa tua collaborazione. E adesso è, tra l'altro, tra le varie attività, è anche insegnante di dizione nell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni, che ha sede a Venezia e a Padova, ed è l'Accademia del Teatro Stabile del Veneto, coordinata da me e da Michele Modesto Casarini, che è qua presente. E quindi io farei già, per curiosità personale, una prima domanda a Jacopo, che è: quale assonanza sente tra queste due attività artistiche, cioè l'interpretazione come attore e la scrittura? Che cosa ad esempio accomuna la costruzione di diversi personaggi, di personaggi come attore e di personaggi nella scrittura? Grazie Paola, grazie a tutti per essere qui e grazie di questa bellissima domanda. Effettivamente ho sempre percepito, quando scrivo e quando invento dei personaggi, che il fatto di avere fatto questo percorso di studi e professionale in teatro mi permette di di mettermi al loro posto, di mettermi nei loro panni e di immaginare come pensano in una maniera che probabilmente è più, non dico ricca di quella di un autore che è semplicemente un autore, semplicemente un autore narrativo, ma permette di mettersi nei panni di tutti i personaggi, perché spesso magari c'è il personaggio dell'autore, come magari può essere Lucia nei Promessi Sposi per il Manzoni, che è il personaggio di Manzoni, e invece diciamo che la pratica teatrale permette ogni volta di mettere una maschera diversa e mettersi e abbracciare il punto di vista di ciascun personaggio come se fosse in quel momento il proprio, dello scrittore attore che sta in scena mentre scrive,
e quindi anche quando si scrivono i dialoghi o i monologhi dei personaggi, diciamo, la pratica teatrale permette di avere un approccio diverso e diciamo di riuscire ad avere una prosa che non sia troppo scritta, non so se mi spiego, perché spesso i personaggi nei libri parlano scritto, parlano come un libro stampato, mentre credo, e di questo sono grato, credo che l'esperienza teatrale mi permetta in qualche modo di rendere il parlato anche dei personaggi in una maniera più organica rispetto a come probabilmente potrei fare se fossi semplicemente un autore narrativo. Ecco. Grazie Jacopo. È vero infatti che all'interno di questo libro ci sono tantissimi personaggi secondari che hanno però un rilievo, una ricchezza molto, come posso dire, molto profonda, e mi sembra, infatti lo diceva Jacopo, avete presente quei film come l'Amleto di Kenneth Branagh, cioè che anche i personaggi più piccoli sono fatti da attori grandissimi, e qui ci sono per esempio, ne parlavo con Jacopo, alcune figure di camerieri che sono delle vere e proprie comparse, che però hanno dei caratteri così precisi e hanno delle funzioni narrative così acute, che sono davvero interpretati idealmente da grandi attori. Grazie Jacopo, ma io verrei al romanzo in modo che anche chi non lo ha letto abbia un'idea di che cosa stiamo parlando, anche perché L'estinzione della ruota, come vedete, è un romanzo piuttosto corposo. Chiederei a Jacopo qual è la trama, perché, questo lo dico per chi non l'ha letto, si tratta di un romanzo classico, ci sono i personaggi, c'è la trama, c'è l'impianto narrativo, queste cose che non vanno più di moda, sembra proprio un grande romanzo di quelli di una volta, e devo dire che ha una estrema godibilità di lettura. Lo specifico perché uno vede la mole, il titolo L'estinzione della ruota non fa presagire nulla di allegro, invece la lettura è una lettura molto agevole, molto scorrevole, molto divertente, e poi diremo anche qual è l'elemento strutturale che aiuta appunto questa lettura. Consegno a Jacopo il racconto della trama, perché è notorio che io non so fare i riassunti. Grazie Paola, sì, effettivamente i romanzi con i personaggi e con le storie che sono una cosa ormai così desueta che... Allora, siamo nel 2032, quindi in un futuro abbastanza prossimo, e gli scienziati, la comunità scientifica, i climatologi, annunciano al mondo che il punto di non ritorno del cambiamento climatico, quello che ci viene prospettato ormai già da diversi anni e oltre il quale qualunque azione l'umanità intraprenda per fermare le conseguenze più inevitabili e terribili del cambiamento climatico, è ormai inutile e la deriva è inarrestabile. Ecco, in questo 2032 la comunità scientifica annuncia proprio questo: abbiamo passato il punto di non ritorno. Anche se da domani l'umanità smettesse di usare carburanti fossili, di disboscare, di inquinare, di spandere CO2 nell'atmosfera, la degenerazione delle condizioni di vita sulla Terra è inarrestabile. Quindi nel giro di qualche decennio, questo viene annunciato, l'umanità, cioè le condizioni di vita saranno insopportabili, insostenibili per l'umanità. A fronte di questo annuncio, che per quanto riguarda la maggioranza della popolazione mondiale passa, non dico sotto silenzio, ma quasi inavvertito, come in qualche modo avviene anche già adesso, per cui gli allarmi che vengono lanciati su questo fronte e su altri fronti passano un po' come acqua fresca, viene però da alcuni personaggi invece recepito in maniera molto grave ed urgente, e diciamo questi tre protagonisti reagiscono ognuno a proprio modo. Uno, Edward, che è un giovane rappresentante di un piccolo partito ecologista olandese, ha questa illuminazione, viene fulminato un giorno mentre passeggia in un cimitero, e
dal fatto che l'unica soluzione possibile, dato che non c'è più nulla da fare, è portare l'umanità ad un'estinzione la più rapida possibile, perché non nascano nuove generazioni che si troverebbero a vivere in un mondo ormai invivibile e che non potrebbero far altro che soffrire questa deriva inarrestabile che li porterebbe a una morte veloce e piena di sofferenze. E quindi decide di concepisce un piano di sterilizzazione, di estinzione controllata, per cui tutta l'umanità dal suo punto di vista deve smettere di riprodursi, per appunto non creare generazioni che soffriranno semplicemente, basta. Al contrario, un altro personaggio, Lise, anche lei un'attivista tedesca che si occupa principalmente di riciclo, giunge alla conclusione assolutamente opposta, cioè che invece se oggi la scienza ci condanna, dati alla mano, in futuro potranno esserci delle scoperte tecnologiche che ribalteranno questa sentenza della scienza attuale. Potranno essere scoperte dei macchinari che potranno togliere la CO2 dall'atmosfera, dall'acqua, insomma è convinta che lo sviluppo della scienza potrà ribaltare questa sentenza, ma perché questo accada, al contrario di quello che dice Edward, i due non si incontreranno mai di persona, bisogna fare più figli possibile ed educarli alla gravità di questa situazione, far comprendere quanto il loro ruolo sia fondamentale, in quanto solo loro possono, studiando e preparandosi e inventando qualcosa, salvare l'umanità. C'è poi un terzo personaggio, un disoccupato parigino, Georges, che invece non ha un punto di vista su questo dramma, non ha soluzioni, è semplicemente preoccupato del fatto che nessuno si renda conto che è un disoccupato, è preoccupato solo di inserirsi dell'opinione che gli altri hanno di lui, di essere un membro attivo della società, anche se non lo è, di essere riconosciuto dalla società. E ad un certo punto la sua conclusione sarà semplicemente quella che, visto che non c'è più tempo, si balla sulle macerie, si gode di tutto di quello di cui si può godere finché c'è tempo di farlo. Oltre a questi tre protagonisti, diciamo, del presente, del futuro contemporaneo, c'è un altro personaggio di cui leggiamo le pagine di un diario, che vive nel 2111, quindi 80 anni, quasi 80 anni dopo i fatti, e che racconta di come sia diventato il mondo mentre lui scrive, di che fine abbia fatto l'umanità, e rivede in qualche modo gli avvenimenti del passato con l'occhio di chi ormai è oltre tutto questo, perché tutto ciò che doveva accadere è accaduto. Grazie Jacopo. Quello a cui accennavo prima, cioè il fatto che il romanzo sia molto agile, dipende proprio dal fatto che noi abbiamo un intrecciarsi di piani narrativi temporali diversi. Uno questo futuro prossimo e l'altro questi capitoli che invece parlano di questo futuro più remoto, dove questa persona con dei mozziconi di matita e dei pezzi di carta scrive qualcosa in un mondo che è questo mondo post-apocalittico, che è quello che viene un po', come dire, ventilato da questi scienziati che dicono che il mondo è al collasso. Ed effettivamente la testimonianza di quest'uomo che scrive queste poche righe ci parlano di un mondo molto diverso da quello a cui noi siamo abituati. Ragione dell'agilità del romanzo, della sua grande leggibilità, è questo incrocio di piani temporali, ma anche il continuo alternarsi delle storie di Edward, di Elise e di Georges, che sono anche in zone geografiche diverse, in città diverse,
E un elemento che diceva Jacopo mi ha molto colpito è il fatto che sia veramente un libro internazionale. Non so come abbia fatto Jacopo, probabilmente non so se sei mai stato in questi posti o se hai avuto delle mappe delle città, perché c'è una Parigi molto realistica, c'è una Bonn molto realistica, ma addirittura ci sono eventi in Nicaragua, a un certo punto si apre uno spazio in Nicaragua, quindi e con dei racconti molto precisi, molto concreti e molto realistici di questi luoghi. Quindi in questo senso è un romanzo agile, perché è pieno di cose e perché c'è un continuo susseguirsi di punti di vista e anche di luoghi geografici diversi. A proposito di questo discorso dei luoghi geografici, cosa ti è venuto in mente, Jacopo? Ma allora, sì, no, non sono stato in tutti i posti narrati nel romanzo, in Nicaragua per primo, ma nemmeno a Bonn in realtà. Sembra che ci sia stato. Però no, è bello perché in realtà ho preso conoscenza di questi luoghi, cioè, anche a Rotterdam. Edward, uno dei protagonisti, vive a Rotterdam. E diciamo ho fatto amicizia con questi luoghi pur non essendoci mai stato. Ho visto, appunto, come dicevi tu, delle mappe, delle fotografie, ho letto della geografia, dell'architettura di questi posti e in qualche modo evidentemente li ho ricostruiti, perché senz'altro sono diversi da come nella realtà, da come io li ho immaginati. Ancora di più sono diversi come sono nel romanzo rispetto ad oggi. Però mi piaceva appunto dare questo respiro universale in qualche modo, perché riguarda tutti e quindi è inevitabile che un romanzo come questo sia ambientato in tutto il mondo contemporaneamente in qualche modo, perché, come diceva Paola, le storie dei 4 protagonisti si intrecciano l'una nell'altra attraverso dei brevi capitoli che si incrociano sempre fra di loro, e quindi dare anche questa dimensione che gli eventi avvengono ovunque e malgrado i 3 protagonisti di persona non si incontrino mai, le azioni l'uno dell'altro influenzano il destino di tutti, e quindi in qualche modo c'è questo confronto a distanza anche a partire da culture diverse, perché in ogni caso, anche se sono tutti europei di base, poi il Nicaragua diventa un mondo parallelo, però sono tutti e 3, uno è francese, un altro è olandese, un altro è tedesca, quindi comunque sono vicini, ma in ogni caso si fronteggiano a distanza, e questo in qualche modo mi dava la possibilità di trasmettere l'immagine di questo respiro enorme di questo evento che benché nessuno dei personaggi reagisca nello stesso modo, in realtà colpisce tutti allo stesso modo, quindi loro si arrabattano per ciascuno nel proprio luogo, anche cambiando luogo ovviamente, e a un certo punto quasi tutti, non tutti, ma si riuniranno in qualche modo a Parigi, che diventa il fulcro dove dei nodi vengono al pettine. Ma appunto mi permetteva questa internazionalizzazione di dare conto di della situazione che è mondiale, universale, che è la terra stessa ormai ad essere condannata e non più un singolo paese o un singolo individuo. Grazie Jacopo. Mi fa anche piacere che Jacopo parli del fatto di avere studiato la topografia delle città e di averla in qualche modo ricostruita, perché non si parla mai a sufficienza del grande lavoro che c'è dietro alle narrazioni, no? Dietro ai romanzi. Di solito ci sono grandi lavori di ricerca che vengono sempre un po' misconosciuti, ma si tratta di autori che si mettono a studiare come è fatta Parigi, come è fatto Rotterdam e come è fatto anche il Nicaragua, perché qua ci sono momenti anche, appunto, come si diceva in Nicaragua. Il lavoro di preparazione dei romanzi è sempre poco considerato, come se i romanzi nascessero un po' come dei funghi, e invece il lavoro di ricerca dei narratori è sempre molto impegnativo. Però, e questo è un argomento un po' cruciale del libro, ed è una domanda che faccio a Jacopo, perché Jacopo mi ha detto, quando abbiamo parlato di questo romanzo, che in realtà questo tema, che sembra un tema oggi, è un tema molto praticato, a parte il fatto che ricordiamo che il libro è del 2020,
che sembra un tempo infinito perché non c'era ancora stato il Covid, cioè è un romanzo appunto che viene da qualche anno fa, ma sembra da un passato remoto. In realtà il tema non è tanto quello dei cambiamenti climatici, o meglio del riscaldamento globale, quanto un altro. E mi ha colpito perché secondo me è davvero, leggendo il libro, il tema centrale, che è come reagiscono delle persone a una situazione che è senza speranza. Vuoi darci qualche notizia in più rispetto a questo? Certo, sì, assolutamente. Diciamo che chiunque voglia informarsi sul cambiamento climatico, sul riscaldamento globale, i dati sono a disposizione di tutti. Quello che mi interessava era appunto, come diceva Paola, quando ci viene detto non c'è più niente da fare, cosa facciamo? Perché qualcosa facciamo. Non esiste, proprio credo nello spirito umano, la possibilità di arrendersi veramente. Magari ci sembra di arrenderci, di rinunciare, ma qualcosa stiamo facendo, in qualche modo stiamo reagendo, anche solo per il fatto di avere una reazione interiore, emotiva, stiamo comunque prendendo una strada, anche se non ci sono più strade da prendere. E quindi mi interessava appunto mostrare come nell'assoluta disperazione, nella mancanza di speranza, si parlava prima del tema della speranza, comunque il concetto, anche l'idea dell'estinzione è comunque un'idea in qualche modo vitale, per quanto sembri un ossimoro. Cioè, ok, Edward decide che l'umanità si deve estinguere, ma è una reazione, è comunque è per cura che lo fa, non è nichilismo totale, non è estinguiamoci subito, è estinguiamoci per non soffrire. Quindi in ogni caso, anche di fronte all'Apocalisse, l'umanità comunque fa qualcosa, si inventa qualcosa, costruisce delle idee, coinvolge altre persone nella propria idea, anzi cerca di far diventare, come in questo caso, universale la propria idea, perché sia Edward che Liz ovviamente anche scendendo a patti in qualche modo con coloro che sono sempre stati i loro nemici, cioè i potenti dell'umanità, coloro che in definitiva hanno causato, che portano la maggiore responsabilità di questo stato di cose, scendere a patti anche con loro, come diceva Garibaldi, fare l'Italia anche col diavolo, pur di realizzare, di coinvolgere l'umanità intera nel loro progetto. È finita, quindi facciamo qualcosa. Sì, certo, è una considerazione molto interessante questa della capacità in qualche modo o della coazione che ha l'uomo nel fare, nel mettersi in una dimensione di fare, e dicevamo prima anche di un fare etico, perché sia Edward che Elise, che hanno le due posizioni contrastanti, cioè uno vuole l'estinzione e l'altro invece dice prolifichiamo, e entrambi lo fanno per il bene dell'umanità. Per entrambi, anche Edward non pensa che ci dobbiamo estinguere, noi ci dobbiamo estinguere perché se no i nostri figli soffriranno, quindi in realtà è proprio il concetto di bene che è diverso, ma il fatto di essere senza speranza non vuol dire che gli uomini non agiscano, e non agiscano in un senso etico, in questo caso molto diverso, ma lo è. La posizione di George, che è un po' un personaggio a parte, è un povero disgraziato disoccupato che fa finta di essere occupato e che ciondola per Parigi, avrà poi anche questo suo così non avere una posizione precisa, poi lo porterà in realtà a fare delle azioni molto forti. Ma con Jacopo sono giorni in cui diciamo ma dobbiamo raccontare, no, fermiamoci qui, no, non raccontiamo tutto, ma sì, qualcosina raccontiamo, quindi stiamo cercando di negoziare, però all'interno di questo romanzo c'è, come in tutti i romanzi classici che si rispettino, c'è la trama, c'è un cattivo, perché noi lo sappiamo che poi i cattivi sono sempre più simpatici, e quindi c'è un cattivo che ha un nome molto particolare. Il cattivo si chiama Van Hendricks. Io ho chiesto anche a Jacopo come gli siano venuti in mente questi nomi, perché tutto il libro è costellato di nomi
molto strani ma anche molto parlanti, eloquenti. Questo cattivo Van Hendrix, vedremo, Jacopo ci spiegherà perché è il cattivo e anche perché l'ha chiamato Van Hendrix, che a me fa venire in mente subito Jimi Hendrix, che per me non ha niente di cattivo, ma invece per Jacopo sì. No, allora senz'altro Jimi Hendrix non ha nulla di cattivo per me, ma non è per lui che il personaggio si chiama così, dunque lui è sì un cattivo e come diceva Paola i cattivi hanno qualcosa in più. Io personalmente devo dire che sono sempre stato innamorato dei cattivi, non perché lavorano per il male, ma perché sono comunque sempre, quando sono dei bei cattivi, dei personaggi che la pensano diversamente dalla maggioranza in qualche modo, per quanto in modo contorto e votato al male. I cattivi, come diceva Alberto Sordi, un mostro è sempre più interessante di un santo, un mostro fa ridere, un santo no. Quindi i cattivi era un personaggio molto amato in Vaticano comunque Alberto Sordi, quindi sì, questo cattivo è un avvocato, anche i cattivi hanno un mestiere, ed è un avvocato molto particolare però, perché i suoi clienti sono i potenti della terra. Lui fa parte a pieno titolo di questo gruppo non meglio identificato, ma comunque insomma ascrivibile ad altri, di potenti, dei quali in qualche modo fa le funzioni di rappresentante e che difende nelle cause con quegli sporadici governi che ancora osano nel 2032 sfidare il potere dei grandi gruppi industriali e finanziari. Ed è lui che in qualche modo prende il progetto di Edward e gli permette di dargli attuazione. È colui che, perché chiaramente un progetto di estinzione globale non può essere portato avanti da un singolo che non ha nessun mezzo, nessuna entratura nei luoghi che contano. Solo chi ha portato l'umanità a questo punto può mettere in pratica questo progetto di estinzione, di sterilizzazione globale, e quindi è lui che in qualche modo prende sotto la sua ala nera e contorta Edward e gli permette di fare questo, quindi diventa una figura in qualche modo contortamente paterna, se posso dire, perché comunque è un cattivo e usa Edward, diciamo così, per dei suoi fini, però appunto gli permette anche di mettere in atto il suo progetto, quindi è un cattivo un po' atipico, perché sì, è un cattivo e lavora per il male, ma ha una maschera di rispettabilità, come molto spesso i cattivi hanno. È un cattivo che si presenta bene, è un bell'uomo alto, possente, con due spalle così, parla molto bene, è un cattivo presentabile, ed è un cattivo anche che invita Edward, nel primo colloquio che loro hanno, a mettersi dal punto di vista dei potenti. Sono esseri umani anche loro, gli dice: voi cosa avreste fatto se foste stati voi i potenti della terra? Pone questo quesito, per cui voi credete, dice, che i potenti abbiano la piena consapevolezza delle loro azioni e siano perfettamente in grado di concepire le conseguenze delle loro azioni, ma spesso i potenti sono inconsapevoli e menefreghisti, esattamente come siete voi quando buttate una cicca per terra. Loro invece riversano milioni di tonnellate di petrolio in mare, magari, per fare un esempio, ma magari, e questo non li rende meno colpevoli, al contrario, lo fanno con la stessa colpevole noncuranza con cui voi buttate un mozzicone a terra. Quindi è un cattivo che pone uno spunto di riflessione al buono che è Edward. E per quanto riguarda il suo nome, tutti i nomi di questo libro, diciamo così, mi sono venuti non tanto dietro una profonda riflessione, ma così, diciamo, per intuito. E Van Hendrix, se ha un ascendente, più che Jimi Hendrix, è il personaggio di Van Helsing dal romanzo Dracula di Bram Stoker, che è anche lui in qualche modo, non è un potente, ma è un uomo, è una guida, è colui che appunto aiuta i protagonisti a capire cos'è un vampiro e come si sconfigge un vampiro.
In questo caso il vampiro è lui, nel senso che il personaggio negativo è lui, ma se c'è un ascendente onomastico di questo personaggio è forse il Van Helsing di Bram Stoker. Grazie. Questo personaggio così affascinante è appunto di cattivo, introduce anche un tema che è trasversale in tutto il romanzo, che è proprio quello della relazione con il potere, perché i personaggi, in particolare Liz e Edward, si confrontano con il potere e a un certo punto acquisiscono un potere. Forse noi abbiamo detto, semplificando, che Van Hendrix è un cattivo, ma forse dobbiamo essere più precisi. Gli altri personaggi, Lise che vuole che tutte le donne restino incinte, vuole che tutti diventino prolifici, e Edward che vuole l'estinzione, sono dei veri idealisti, cioè loro hanno un'idea, hanno un ideale e lo perseguono con ogni mezzo, anche nel caso di Edward mettendosi in relazione con invece uno che non ha nessun ideale, perché noi capiamo immediatamente che mentre Edward lo fa per il bene dell'umanità, vuole l'estinzione controllata per il bene dell'umanità, noi capiamo, poi alla fine si svelerà la ragione dell'adesione di Van Hendrix a questo progetto, ma noi capiamo immediatamente che lui è interessato, che lui non ha assolutamente niente di idealista. E forse è questa un po' la differenza tra i personaggi quando noi parliamo di buono e di cattivo, e comunque anche Edward e Lise si trovano poi a un certo punto in una posizione di potere, ed è molto interessante come entrambi gestiscono questo nuovo potere che si trovano in mano, anche grazie ai media, perché c'è anche all'interno di questo futuro prossimo c'è un ruolo dei social media molto molto denso. Sì, il potere è senz'altro, più ancora del cambiamento climatico, forse il vero tema, se un tema c'è di questo romanzo, perché in realtà il potere noi lo concepiamo in generale come il potere dei pochissimi sui moltissimi, ma ciascuno di noi in qualche modo è un potente, perché il potere si può avere anche su una persona. E in questo romanzo, oltre appunto al potere che Edward e Liz, con l'avverarsi e l'ingrandirsi dei loro progetti, acquisiscono sulle moltitudini, perché a un certo punto appunto loro vogliono che l'umanità intera aderisca al loro progetto, esiste anche un potere sui singoli adepti, sugli amici, sulle persone della propria vita. In realtà il potere noi tendiamo ad allontanarlo, i potenti sono gli uomini cattivi neri che stanno nelle torri d'avorio lontano da noi, e questo in qualche modo è assolutorio, ma questi personaggi, che come dice giustamente Paola sono degli idealisti, hanno una purezza ideologica in qualche modo ferrea, data anche dall'ineluttabilità della situazione in cui si trovano ad esprimere i loro ideali, vengono a patti col potere, assumono potere, diventano dei potenti e in qualche modo gestiscono, come diceva Paola, il loro essere potenti, cercando di equilibrare da un lato la persecuzione del proprio ideale, per cui il potere deve avere un ruolo ancillare, e sono coloro che permettono di realizzare il loro progetto, ma anche nello stesso tempo si insinua in entrambi, in Edward e in Liz, un sottile godimento, sempre represso ma continuamente emergente, del fatto di trovarsi questo potere fra le mani. Il potere non è neutro e inevitabilmente due persone che nella loro vita in qualche modo erano sempre stati, non dico dei falliti, ma persone che non erano mai riuscite a farsi ascoltare fino in fondo, specialmente Edward, che è un piccolo rappresentante di una sezione provinciale di un piccolo partito ecologista olandese, quindi senz'altro non è un personaggio di rilievo prima dell'incontro con Van Hendrix, si trova invece ad avere un potere enorme, e questo lo cambia, non può non influenzarlo, e
bello da qualche punto di vista trovarsi questo potere fra le mani, anche se è finalizzato a un ideale etico. Loro comunque, anche all'interno delle loro relazioni personali, Lisa all'interno del gruppo di fedeli che la circonda, si trova ad avere un'influenza psicologica su singole persone. Non si parla solo del potere che io ho sugli abitanti di un paese lontano per i quali io potente decido che abbiano acqua potabile o no, ma anche il potere che io ho su di te, che sei parte della mia vita, e il fatto di sapere, di percepire che io sono in grado di influenzare i tuoi pensieri e di farti desiderare e di farti agire secondo quello che io voglio, perché tu hai bisogno di me, hai necessità della mia approvazione. Anche solo questo è potere, e i personaggi in questo libro si trovano ad esercitare questi due tipi di potere: il potere sul mondo e il potere sui singoli, e in definitiva, se si può dire, anche il potere su se stessi, perché dovendo gestire questo piacere sordido ma insopprimibile dell'avere il potere fra le mani, cercano comunque sempre di moderarsi. Io non sono come loro mi servono, ma io sono diverso, io sono un idealista che inevitabilmente, incontrando il potere, ne viene non fagocitato ma influenzato, gli entra nelle vene il potere, e devono farci i conti pur perseguendo il loro ideale. Grazie Jacopo, queste tue parole mi danno l'occasione tanto di dire che tutto questo è molto shakespeariano, a proposito delle relazioni tra l'attività narrativa e l'attività teatrale, perché questo dicono i drammi shakespeariani, è proprio questo senso del potere che tu eserciti sull'altro. La famiglia, la relazione di coppia sono in realtà un grande laboratorio di che cosa sia il potere, e quindi tutto questo ci piace dire che è molto shakespeariano. Ma le tue parole mi danno l'occasione di ricordare a tutti che si tratta di un grande romanzo corale, quindi ci sono 3 personaggi che sono appunto le linee attraverso le quali noi seguiamo questi punti di vista, ma in realtà si muovono in contesti molto ricchi di personaggi, in cui questo senso del potere sull'altro, sul marito, sul fidanzato, sull'amico, diventa esplicito. In particolare Lise si trova proprio ad avere proprio per il suo desiderio che tutti abbiano dei figli, si trova anche a incentivare delle relazioni tra persone, non so, in presto mio marito ha un'amica che vorrebbe essere incinta ma che non è fidanzata, ma allora che cosa succede tra il marito e l'amica, e che cosa succede a me che ho in qualche modo creato questo collegamento? C'è una specie di piacere manipolatorio in qualche modo della relazione, no? All'interno, soprattutto Elise, secondo me, che ha più questo, perché lei gestisce proprio un gruppo di queste donne che vogliono prolificare, che prolificano, in cui ci sono tantissimi cambi di relazione, qualcuna assume più potere, lei a volte si sottrae, insomma ci sono delle dinamiche piuttosto complesse. E poi forse va precisato un elemento, sempre tornando alla nostra ascendenza teatrale, Jacopo, che i nostri personaggi sono degli idealisti e dichiarano le loro idee, ma questo è un romanzo che ci fa entrare dentro ai corpi, dentro alle sensazioni di queste persone, che non sono mai teoriche, sono molto precise, molto palpabili, come Edward si trova in questi grandi spazi di questi grandi potenti, queste feste da ricchi, il suo sguardo, la percezione di sé, la percezione di come è vestito, sono sempre raccontati con una precisione fisica, direi, ed è anche qua che c'è un elemento, quello che tu dicevi, che è l'elemento teatrale. Sì, i dettagli della percezione dei personaggi sono quello che in qualche modo li rende veramente umani, perché altrimenti potrebbero agevolmente essere l'incarnazione di un'idea.
semplicemente essere un non personaggio, che è semplicemente l'inveramento, se si può dire, di un'idea teorica, come può essere, come magari nei dialoghi filosofici in cui c'era il prete, il borghese, che portavano avanti ciascuno un'idea di una classe sociale o di un gruppo sociale, mentre invece qui sono personaggi appunto reali. Appunto, tornando al discorso del rapporto fra letteratura e teatro, senz'altro la letteratura si giova dell'abitudine di un attore a lavorare sulle sensazioni minuscole, quasi impercettibili, che però un attore deve saper riconoscere e maneggiare, perché è questo il suo mestiere, lavorare con i sentimenti, ma anche e soprattutto, vorrei dire, con le sensazioni fisiche che sono la risultante di questi sentimenti. La parola è corpo, quindi questi personaggi, quello che ho cercato di fare è di andare nel piccolissimo delle loro sensazioni, il brivido che sentono nelle mani nel momento in cui parlano di fronte a una platea planetaria e si sentono sollevare in qualche modo, un po' per una vertigine di essere in questo ruolo, un po' per il piacere di essere finalmente, dopo aver perseguito in qualche modo un riconoscimento politico, questo per quanto riguarda Edward, tutta la vita, arrivarci in maniera così imprevedibile e malata in qualche modo, però essere lì, e quindi l'aria che ti passa tra le mani nel momento in cui senti il tuo progetto che si sta realizzando, lo stomaco che si contorce quando però percepisci che lo stai facendo grazie proprio a coloro che tu hai sempre combattuto per tutta la tua vita. O per quanto riguarda Lisa, appunto, il sottile fastidio di essere per un secondo superata da altri all'interno del suo gruppo come capopopolo, come oratrice, perché lei appunto, come diceva Paola, gestisce e dirige, comanda, vorrei dire, questo gruppo sempre più grande di donne, di cui fanno parte però anche gli uomini di queste donne, e il suo ruolo, lei percepisce il suo ruolo di potere come necessario alla gestione di questa cosa. Ha quasi un piglio, vorrei dire, da sacerdotessa, perché ha la chiara percezione di come la minima defezione, il minimo incrinamento della fede nel progetto, nel suo ideale, può causare molto facilmente la dispersione inevitabile, perché lei, al contrario di Edward, non ha dietro i potenti, ha solamente questa fede, e quindi diciamo che il suo pugno di ferro è giustificato dal suo punto di vista per la tenuta di questo suo gruppo, ma anche lei si trova ad essere infastidita nel momento in cui sente che qualcun altro, pur se è un compagno, qualcuno che lavora per lo stesso ideale, per un secondo la sopravanza all'interno del gruppo, la mette lievemente in ombra, e quindi c'è anche questo fastidio, anche percepito fisicamente, di lei. Quindi sì, i momenti di gioia, i momenti di anche, se posso aggiungere una cosa, il piacere, il bisogno nel momento in cui si è i rappresentanti di un ideale quasi religioso, il piacere nel segreto del proprio animo di infangarlo, il desiderio di sfuggire per un secondo al ruolo sacerdotale, quasi semidivino, che le circostanze mi hanno attribuito di guida, e di sentirmi umana, di sentirmi fisica, di sentirmi corpo, perché ovviamente l'incarnare un ideale, diventare il rappresentante in terra di questo ideale, disumanizza in qualche modo, e quindi c'è la ricerca, al contrario, da parte di questi personaggi, di sensazioni fisiche, corporali, che li riconducano alla loro umanità, che molto facilmente perderebbero se, come poi in definitiva in qualche modo avviene a tratti, si votassero semplicemente alla realizzazione di un ideale. Ma sono anche persone con le loro defiance, con le loro idiosincrasie, con il loro piccolo desiderio di essere visti e riconosciuti, che abbiamo tutti. Quindi loro sono degli idealisti, ma appunto sono anche degli esseri umani con dei corpi e delle sensazioni fisiche molto precise. Sì, tra l'altro Jacopo riesce a raccontare queste sensazioni fisiche anche delle donne incinte,
Quindi questo cioè Jacopo, questa percezione è fantastica, no? Cioè, dice proprio che cosa vuol dire l'immedesimazione in realtà, quello che noi chiamiamo l'immedesimazione in teatro, ma che Flaubert ha anche definito con una frase meravigliosa quando ha detto Madame Bovary c'est moi. Quindi abbiamo degli ascendenti, dei grandi ascendenti. Jacopo, non posso pensare di finire questo incontro prima di lasciare la parola al pubblico se ha qualche domanda, senza fare un piccolo accenno un pochino più approfondito rispetto a questo nostro quarto personaggio, cioè rispetto a questa persona che parla in prima persona, o meglio scrive degli appunti in un mondo post-apocalittico con mozziconi di matita e pezzi di carta che è riuscita a ritrovare, che è soprattutto, è vecchio ormai, è un anziano, e che soprattutto si trova immerso in una natura molto particolare, ma è questo che a me colpisce, insieme a dei giovani che lui non riconosce più come umani. Sì, questo personaggio ci parla attraverso il suo diario che lui scrive appunto con mezzi di fortuna in un mondo in cui la società non esiste più, e lui è in qualche modo, si sente, anzi è l'ultimo vero essere umano, perché è l'ultimo che possiede il linguaggio, è l'ultimo che sa parlare, è l'ultimo che sa scrivere, e ciò che cerca di fare attraverso la scrittura, visto che nessuno mai lo potrà leggere, è preservare la propria umanità e non diventare anche lui come sono ormai i suoi discendenti, che essendo cresciuti già essi stessi in un mondo dove la società, l'umanità era dispersa e semi-estinta, non parlano, non possiedono la capacità di esprimersi, tantomeno di scrivere, e nemmeno di formare un qualunque scampolo di gruppo omogeneo e solidale, e lui scrive per non morire veramente, per preservare tutta l'umanità. Ormai è lui, è l'ultimo rifugio del pensiero, della parola, della riflessione, del ricordo e anche del tempo, perché se nella prima parte, nella parte contemporanea del romanzo, il tempo è incalzante perché c'è questa fine del mondo che sta arrivando e noi tutti dobbiamo fare qualcosa, e quindi il tempo si sente, si percepisce molto, qui invece nel 2111 non c'è più tempo, nel senso che è un eterno presente, specialmente dal punto di vista di questi giovani discendenti, di questi ultimi scampoli del genere umano, che non hanno ricordo, non hanno passato e non hanno futuro, perché ovviamente, diciamo, le condizioni si fanno via via più insostenibili, e quindi lui cerca di salvarsi, cerca attraverso la scrittura di restare un essere umano, di ricordare, di non morire dentro, di salvare quella che per lui è la vera natura dell'uomo, ciò che veramente ci fa umani, la capacità di ricordare, di pensare, di scrivere, di parlare, di comunicare, magari a se stessi, ma comunque di comunicare. Quindi lui tiene questi suoi fogli spiegazzati, recuperati con mezzi di fortuna sotto la radice di un albero perché i suoi giovani discendenti non glieli rubino, e si rapporta con loro, non si rapporta con loro in realtà, cioè cerca di sfuggire il più possibile alla loro compagnia, e non può comunicare con loro lo sopportano a stento, è solo pur in mezzo a ciò che resta dell'umanità, e quindi parla col passato e con se stesso per restare umano. Sì, quello che mi colpisce di più, anche rispetto ai problemi che noi riscontriamo nei giovani, che noi lavoriamo sulla formazione, no? Quello che da qualche anno noi riscontriamo, e questo leggendo queste parti del libro mi sono riconosciuta, è proprio la differenza tra noi e i giovani, è relativa proprio alla percezione del tempo e a questa
senso non chiaro di che cos'è il passato, di che cos'è la storia, come se i giovani tendessero a vivere in un presente un po' appiattito. Adesso lo so che qua ci sono dei giovani, infatti ho detto dico questa frase ma devo capire com'è il pubblico, però questa difficoltà, ovviamente ci sono le eccezioni, però mediamente è molto facile per noi riscontrare che anni 50 o anni 20 più o meno per i ragazzi è la stessa, cioè gli anni 50 come erano vestiti, ma più o meno come gli anni 20, ma invece no, gli anni 20 non sono come gli anni 50, sono tutti un'altra cosa, è tutto diverso. E invece, come diceva il figlio di una mia amica, ma dopo l'altro ieri è tutto anni 60, che secondo me è una cosa meravigliosa, è tutto anni 60. Ecco, secondo me questa mancanza di una prospettiva storica è proprio quella che mi ha colpito nella descrizione di questi giovani in questa strana foresta, perché mi sembra che abbiano un tratto che li accomuni ai giovani che spesso noi incontriamo. Ma vorrei farti un'altra domanda, Jacopo, che sembra più esterna, ma invece secondo me è importante, ed è l'editore, cioè come tu hai pubblicato questo libro, perché quando noi vediamo un libro pensiamo che come appunto sia nato come un fungo, ma c'è una scelta, c'è un modo di pubblicare, e io vorrei chiedere a Jacopo qual è stata questa modalità di far arrivare un manoscritto nel cassetto a un oggetto. Sì, questo editore Book ha una modalità di pubblicazione particolare che è il crowdfunding, cioè loro ricevono, come tutte le case editrici, dei manoscritti, scelgono, selezionano ovviamente quelli che li convincono, quelli che credono abbiano un valore, dopodiché creano attorno a questo libro in forse pubblicazione una campagna di crowdfunding per cui chi è interessato preacquista questo libro quando ancora non esiste, e quando si raggiunge una certa soglia di libri preacquistati allora l'editore conferma il fatto che questo libro verrà pubblicato. Quindi sostanzialmente è questa la modalità che chiaramente è diversa da un editore classico che semplicemente accetta un manoscritto e se ne assume i rischi e lo pubblica, ed è diversa anche e soprattutto da quella che è l'autopubblicazione, che invece è un autore che paga per far diventare, come diceva Paola, un manoscritto un oggetto libro di carta da avere. Lì è diverso perché ovviamente non c'è nessuno che ha detto il tuo libro può esistere, mentre invece in questo caso c'è comunque una selezione a monte dei manoscritti che solo quelli che vengono considerati validi viene costruita intorno a questa campagna di crowdfunding, per cui è un mezzo ibrido che però in Italia soprattutto ancora poco battuto, ma che in realtà sta prendendo piede all'interno di un mercato editoriale che, come Paola sa benissimo, non è più quello degli anni 50. Sì, anche qui dobbiamo dirlo che il mercato editoriale è anche ormai è quasi inaccessibile, possiamo dire che è tanto difficile farsi pubblicare, ed è un paradosso questo, no? Perché in realtà noi vediamo che le librerie sono piene di libri, cioè vengono pubblicati una quantità di libri folli che nessuno legge, ci sono più scrittori, si dice sempre, che lettori, però proprio perché forse c'è una saturazione è molto difficile che anche dei romanzi di grande qualità arrivino alla pubblicazione. Forse bisognerebbe che nel mercato editoriale qualche cosa cambiasse, cioè anche una attività di, come si dice, scouting, cioè di ricerca di talenti, fosse forse incentivata in una maniera più produttiva e quindi che ci desse anche dei libri di qualità. Reputo che il libro L'estinzione della ruota sia un libro scritto in una maniera classica, la prosa di Jacopo è meravigliosa, ma avete sentito anche l'eloquio di Jacopo, è molto precisa, va nei dettagli, e anche in questo, come tu dicevi, riconosco la formazione teatrale, insomma.
passerei, noto anche un altro elemento, caro Jacopo, perché in Esergo, come si dice, noi abbiamo una poesia di Gozzano, e quindi adesso tu ce ne parli a lungo e diffusamente, come diceva il professore. Ma certo, sì, appunto, come diceva Paola, in Esergo e in testa al libro c'è un estratto di una poesia di Guido Gozzano, che appunto era, per chi non lo conosce, un poeta del primo Novecento torinese, e senz'altro questa poesia l'avete sentita nominare, La signorina Felicita, e in questi versi Gozzano parla di questi cosi con due gambe, come lui chiama gli uomini, il genere umano, i cosi con due gambe che fanno tanta pena, perché l'eguagliatrice, cioè la morte, numera le fosse, cioè spande la morte ovunque, ma quelli vanno spinti da chimere vane, intesi, divisi e suddivisi a schiere opposte, intesi all'odio e alle percosse, così come ci sono formiche rosse, così come ci sono formiche nere, quindi mi sembrava abbastanza calzante rispetto alla divisione universale in due blocchi che si realizza nel romanzo. Mi ha molto ricordato questi versi che hanno una grande tenerezza nei confronti del genere umano, anche se c'è disillusione, perché il genere umano viene visto come un branco di formiche rosse e un branco di formiche nere che, malgrado tutto ciò che c'è intorno a loro, continuano a darsele di santa ragione. Eppure i cosi con due gambe di Gozzano fanno tanta pena, quindi c'è comunque uno sguardo tenero e disincantato, che è appunto tipico della poetica di Gozzano nei confronti dell'umanità. Tanto che avevo addirittura pensato di intitolarlo così, I cosi con due gambe, però poi mi hanno detto che se uno cerca su internet questo trova prima Gozzano del mio libro, quindi non era commercialmente valido. Ma il titolo in realtà non è mio, perché se tu credi di essere non brava nei riassunti, io forse non sono bravo nei titoli, quindi mi è stato suggerito, perché originariamente nella mia intenzione aveva un altro titolo, si chiamava Le uniche strade. È più bello l'estensione della ruota, oggettivamente, perché appunto ognuno immagina che la propria sia l'unica, però l'estensione della ruota è oggettivamente più ficcante, diciamo così, attira di più l'attenzione, ed è anche una sintesi in qualche modo, perché se l'umanità nasce con l'invenzione della ruota, finisce con l'estinzione della ruota. Grazie Jacopo, vi ringraziamo, grazie anche a Silvia. Se ci sono delle domande siamo a disposizione, grazie anche per la resistenza sotto la pioggia, ma qua si stava anche abbastanza bene, non eravamo... Sì, sono quasi commossa a vedervi qui resistere nonostante ai lati nostri stia piovendo e di riflesso ci arrivino un po' di gocce, però vi ringrazio veramente di cuore. Come diceva Paola, se qualcuno ha delle domande da fare le deve fare ora, perché Jacopo è qui ora, quindi non abbiate paura, fatevi avanti, abbiamo una curiosità dal pubblico. Scusa se impalliamo anche le telecamere della diretta. Salve Mario Conditore, a lasciare un attimo la scena teatrale, anche se capisco che poi ognuno scrive per ciò che è, quindi lei scrive in quanto anche perché fa teatro, no? Allora, molto seducente ovviamente anche in riferimento a Shakespeare, non parliamo poi di Flaubert, io parlo a cambiare prospettiva. Io in questa oretta in cui siamo stati qui ho pensato costantemente a Ray Bradbury e a George Orwell, che sono due autori molto diversi, però insomma simili per certi versi. Arrivo alla domanda: come mai ha scelto una distopia? Perché una distopia? Se c'è un motivo, se no, certo uno scrive su... però questa è una cosa che mi interesserebbe sapere, perché si tratta di una distopia, naturalmente, no? Passo il microfono a Jacopo, così. Sì, no, la ringrazio senz'altro. I due autori che ha citato, in particolare Orwell, mi hanno sempre molto influenzato,
E la scelta della distopia in particolare, appunto, non è stata una scelta di genere, non sono partito dall'idea voglio scrivere un romanzo distopico, è stata una conseguenza quasi da un certo punto di vista inconsapevole della volontà di parlare di questo determinato tema, e non poteva che essere ambientato in qualche modo in un futuro, l'idea di una fine dell'umanità, visto che questo punto di non ritorno che ci viene prospettato al tempo in cui lo scrissi si diceva intorno al 2030, anche per questo è il 2032, non proprio cifra tonda, e quindi era inevitabile ambientarlo in questo futuro prossimo, quindi non c'è stata da parte mia una scelta di genere influenzato da altre distopie a volere a mia volta scrivere la mia distopia, ma è più appunto una conseguenza della contingenza in cui questo punto di non ritorno è situato. Quindi, visto che il primo spunto è stato comunque quello del tema del cambiamento climatico e della degenerazione delle condizioni di vita sulla Terra, non poteva che essere ambientato nel futuro in cui questo punto di non ritorno viene adombrato, viene indicato dalla scienza. Non so se ho risposto. Ok? Sì, prego, certo, siamo qui finché non piove di... No, allora, io di tutto quello che è stato detto, che ho seguito con grande attenzione, per una questione puramente personale ho amato il dettaglio di quella mano con la matita e il pezzo di carta. Perché allora io domando, anche usando, come ha detto giustamente Mario Fignoni un minuto fa, il termine di distopia, questa è l'impressione generale che si trae dai nostri racconti, da quello che viene fuori. Ma in questa mano con la matita e il suo pezzo di carta c'è una salvezza, c'è una speranza. Grazie, e di nuovo microfono a Jacopo. Mi viene in mente un brevissimo estratto, no, anzi un micro racconto, veramente micro, di Dino Buzzati, altro mio autore d'elezione, in cui lui dice la mia segretaria si è licenziata, ho prestato la mia macchina da scrivere a un amico, le mie penne non ce l'ho più, la mia stilografica si è rotta, non ho più l'inchiostro da metterci dentro, ho trovato un mozzicone di matita in un cassetto, non sapevo neanche di averlo, e quindi con quello stasera io scrivo. E quindi diciamo che se speranza c'è in questo mozzicone di matita, è quella stessa speranza di chi appunto non vuole rinunciare alla propria umanità o a quello che lui pensa essere la propria umanità, perché magari c'è umanità anche in quei giovani disastrati, o comunque un riflesso dell'umanità. E quindi se c'è speranza non è una speranza data dalle circostanze, ma è una speranza che viene da un istinto insopprimibile di far sopravvivere se stessi, quindi non è una speranza programmatica, non è un volersi dare una speranza, è inevitabile che questa persona faccia quello che fa, non potrebbe fare altrimenti, se facesse altrimenti non esisterebbe più, e anche se la sua prospettiva è la dissoluzione, proprio perché lui di fronte a sé non ha altro che questo, ha la morte, ma non solo la morte, perché non è la morte che può cogliere ciascuno di noi oggi che la società esiste, è la morte con lui dell'intera umanità, e non avendo lui altra prospettiva che questo, l'unica cosa che può fare è tenere in mano quel mozzicone di matita. Peraltro lui ogni tanto poi scrive addirittura con la resina degli alberi, prende questa punta di legnetto, la intinge nella resina degli alberi e scrive. Non può fare altro, è la sua natura, è la nostra natura. Ti chiedo io una cosa, Jacopo, per quanto riguarda la crisi climatica di cui parli nel libro. L'hai scelta, diciamo così, perché sei particolarmente sensibile a questa tematica, o poteva essere anche qualcos'altro e ti è venuta questa, giusto per inquadrare un attimo? Allora, senz'altro nasce
non ho pensato qual è una catastrofe che posso inventarmi, era ed è davanti agli occhi di tutti noi, quindi diciamo che la sensibilità nei confronti di quello che sta avvenendo non credo che sia una questione individuale, dovrebbe auspicabilmente riguardare ciascuno di noi, altrimenti appunto è un po' fare quello che una parte dell'umanità fa nel libro, cioè ballare sulle macerie o girare la testa dall'altra parte. Quindi no, non ho cercato una catastrofe, ho detto il cambiamento climatico potrebbe essere una catastrofe che va bene. No, è stato proprio una cosa volontaria, sì. Ok, grazie. Abbiamo un'altra domanda da parte del pubblico. Sono Michele Caselli. Complimenti per la presentazione. Premetto, non ho letto il libro, ma mi metto in pari. La curiosità era questa. Dalla presentazione si evince che ci sono molti punti di contatto con la situazione che noi viviamo in questo momento. Allora ti chiedo, perché hai sentito la necessità i tuoi protagonisti di portarli così lontano da quello che è il nostro mondo, quindi sobbarcarti, oltre a scrivere personaggi, caratteri, ma anche studio di città che non conosci per scrivere di una che abita a Bonn, di uno che abita a Rotterdam o in Nicaragua, no? Molto sangariana come tipo di cosa. Allora, perché non ambientarlo a Milano, Roma? C'è qualcosa che ti ha portato così lontano, forse legato appunto al tuo lavoro di attore, quindi allontanarsi dal personaggio per poterlo affrontare meglio, o perché sei stato influenzato da Nord Europa, è molto più sensibile alla tematica ambientale? Semplicemente questa curiosità, perché hai sentito di doverti allontanare di vari George e di Elise? Grazie, torniamo da Jacopo. Allora sì, grazie Michele. Sì, effettivamente l'unica città di questo romanzo che io ho veramente vissuto è Parigi. Tutte le altre, Nicaragua compreso, non ci sono stato. Diciamo che per quanto non del tutto consapevole sia stata la scelta, è probabilmente quello che dici tu, cioè se l'avessi ambientata a Milano, a Venezia, a Roma, sarebbe stata veramente troppo vicina a me stesso. Avrei in qualche modo, perché anche Parigi, pur conoscendola, non ci ho mai veramente vissuto, quindi comunque è un luogo dove posso immaginare un personaggio, quindi diciamo che in qualche modo, forse inconsciamente, la scelta di queste città che non ho mai visitato mi ha permesso di crearle, di creare dei luoghi e quindi dei personaggi, quindi degli ambienti che sì, mi permettessero di guardarli da fuori, di vederli e di fare di loro qualcosa che non fosse influenzato nemmeno involontariamente da una quotidianità che li avrebbe forse, non lo so, perché ovviamente non è che scrivere del proprio luogo di nascita rende le cose meno interessanti a prescindere, ovviamente, anzi. E infatti non credo sia stata una cosa programmatica, non è che mi sono detto prendo le distanze così riesco a non farmi influenzare o a non mettere troppo della mia quotidianità in questi personaggi, però se un motivo non volontario, inconscio c'è stato, è probabilmente questo, e anche appunto come dicevo il desiderio di dare un respiro mondiale a questa cosa. Se li avessi messi uno a Milano, uno a Torino e uno a Venezia, oltre all'identificazione che un lettore italiano avrebbe inevitabilmente provato con i personaggi, e quindi una sì, esatto, una provincializzazione anche nella percezione di questi personaggi, perché Rotterdam sì, è una città grande e nota, ma non è la prima città che ti viene in mente quando pensi nemmeno all'Olanda, pensi ad Amsterdam magari, né Bonn è la prima città che ti viene in mente quando parli della Germania. Parigi sì, ovviamente, ma Parigi è dentro di me, quindi veramente quella sì, quella è la mia quotidianità, anche se non lo è realmente. Per cui l'invenzione di Rotterdam, l'invenzione di Bonn e tanto più del Nicaragua hanno permesso forse, per quello che riguarda me, di creare dei mondi in cui questi personaggi potessero
muoversi liberi oltre che dalla provincializzazione data dalla mia quotidianità, dalla mia esperienza personale, anche da quella che potrebbe essere stata la percezione di un lettore italiano, perché attendendo le traduzioni in tutte le lingue del mondo è scritto in italiano, se fosse stato tutto ambientato in Italia, il respiro mondiale che questo problema, che questa catastrofe che incombe su tutto il mondo si sarebbe forse un po' ristretto, e se avrebbe guadagnato magari in verosimiglianza, o se si sarebbe percepita di più la realtà dell'autore, che scrivendo del proprio luogo magari avrebbe potuto dare dei dettagli o delle impressioni o delle atmosfere veramente prese dalla mia personale realtà, però appunto si sarebbe forse creata questa provincializzazione di cui accennava Paola, che avrebbe ristretto un po' lo spettro del racconto. Quindi senz'altro è stato per questo, oltre che è stato veramente divertente guardare le mappe di Bonn e di Rotterdam e capire quell'edificio del Nicaragua, che prima era un edificio governativo, poi è diventato un museo, e poi è diventato uno stadio in Colombia dove ci fanno i concerti rock. Ho imparato un sacco di cose sul Nicaragua, quindi è stato anche istruttivo. Bene. Assolutamente sì, siamo qui apposta. Ovviamente ringraziando moltissimo tutto ciò, mi auguro che leggendo questo libro, e personalizzo molto il tutto, spero di farmi capire, anche se non importa, se non sarò capita, e mi auguro che sia terapeutico per me, e lo auguro anche all'umanità, nel senso che ho percepito questa cosa, tutti noi siamo in un teatro, e forse ti faccio una domanda: quando uno esce di scena e fa o lascia alcuni protagonisti alla ribalta, insomma nel palcoscenico, e si sgrava finalmente di quel ruolo dove c'è il regista, dove deve fare i conti col regista, e fa morire in qualche modo la commedia stessa, quindi fa morire la commedia. Mi domando che se non sarà così, che l'umanità deve tutta uscire da questo teatro, far morire la commedia e ritrovare un mondo totalmente autonomo da un regista, dai registi, dai ruoli mascherati nei quali ognuno di noi si mette in questo teatro che tu mi hai dato. Non so se riesco a ringraziarti abbastanza di questa luce che io ho percepito solo dalle tue parole. Spero di essermi fatta capire. Grazie. Grazie. Jacopo, devo dire che questa sera il pubblico è particolarmente attento e consapevole e attivo, sì. Questo fa ben sperare. Diciamo che quando un attore esce di scena, almeno io, non si sente finalmente sgravato da un ruolo. Cioè è bello stare in scena per un attore, dico semplicemente, adesso non è che un attore non vede l'ora di uscire di scena per sgravarsi del ruolo e nel senso è bello stare in scena, però capisco il senso in cui lo dicevi. E non so se l'umanità è un gran teatro, molti grandi scrittori lo dicono, che tutto il mondo è teatro, il teatro del gran mondo, eccetera eccetera, e tutto il mondo è rappresentazione, noi siamo dei personaggi e tutti noi interpretiamo dei personaggi, e la mia è una parte triste, per tornare a Shakespeare, al Mercante di Venezia, senza parlare di Pirandello. Quindi non so se l'umanità deve uscire di scena, so che quello che posso immaginare è che in ogni caso, nel momento qualora si dovesse trovare costretta a uscire di scena, non avrà nessuna voglia di uscire di scena. Non so quanto ci sarà
questa urgenza di dire facciamola veramente finita. Credo che lo spirito umano, qualunque cosa esso sia, dovesse rimanere vivo in un mozzicone di matita, non è che dirà no, appoggio questa matita, continuerà a scrivere con quella matita, che questo voglia dire di sboscare alberi per creare matite o no. Credo che non credo che l'umanità abbia voglia di uscire di scena, magari vi sarà, speriamo di no, costretta, ma non so se ti ho risposto, ma forse tu vuoi dire qualcosa, Paola? Sì. Voglio dire una cosa. Mi sembra che dalla sua domanda, signora, ci sia un uso della metafora del teatro un po' negativo, come una cosa un po' negativa. Invece io vi segnalo, lo segnalo a tutti, c'è anche la diretta Facebook, che quando noi stiamo in scena, ed è anche la nostra attività di docenti, l'atto di stare in scena è un atto di grande libertà creativa ed è un grande atto di presenza, profonda presenza, quindi non ha niente a che fare con la vulgata, per cui in scena l'attore non è, e invece quando esce di scena si mette, si toglie la maschera. Non funziona così. Noi in scena insegniamo a essere liberi e a essere espressivi attraverso la relazione con qualche cosa di altro da sé, ma siamo liberi e esprimiamo anche noi stessi, aiutandoci ed essendo in relazione con qualche cosa di altro, che spesse volte il testo può essere un personaggio, ma è qualche cosa che ha profondamente a che fare con la relazione e anche con, lo dico, scusatemi, ma è anche un profondo gesto civile, perché noi siamo in scena per fare un atto con delle persone che ci guardano, quindi la situazione teatrale è una situazione profondamente civile che ha un grande riverbero nel sociale, e gli attori non sono burattini in mano di qualcun altro e che si devono sgravare di un peso, ma sono attori anche letteralmente, cioè agiscono e agiscono con presenza. Ho appena finito di rileggere un bellissimo racconto di Thomas Mann, che vi segnalo se non l'avete mai letto, che si intitola Mario e il mago, in cui si parla di qualcuno che trama e che in qualche modo condiziona le azioni degli altri, ma come controcanto si parla costantemente della figura di Eleonora Duse, persona che invece aveva una idea del teatro e dell'essere in scena ben diversa. Grazie Paola, grazie. Se siete tutti soddisfatti? No, ma questa sera abbiamo tantissime curiosità. No, mi fa piacere. Banalissima curiosità. Va bene. Il fatto di aver vicino al microfono. Il fatto di aver messo in scena, diciamo, Jan Hendrix, che aveva ipotizzato, creato un luogo in cui la figlia avrebbe dovuto vivere e che è stato rifiutato. Ho fatto uno scoop. Non dico più niente. Allora no, niente. Voleva salvare la domanda da parlare, perché mi aveva colpito che quando vuole salvare un personaggio che mi stava tanto scomodo e che in quel momento gli era molto antipatico Van Hendrix, molto, sì, il cattivo non mi è piaciuto, però lì ho visto il papà caro che aveva pensato alla figlia, mi è piaciuta anche la figlia che invece che pensare al mio ha pensato a noi. Allora io le chiedo qual è la ragione, mi dispiace di aver smascherato ma non è vero, è rimasto sul conto sta roba. Mi scusa, è importante. No, che Capisco, no, perché è un gran momento quello. Anche i cattivi tengono famiglia. Quindi diciamo che senza spoilerare troppo, ma insomma siamo entre nous, così come l'uomo del 2111 scrive col mozzicone di matita per preservare la propria umanità,
tutti hanno qualcosa da preservare, diciamo così, tutti combattono anche magari a scapito dell'intera umanità per preservare qualcosa, in definitiva forse la propria identità, ciò in cui si riconoscono. Quindi sì, anche i cattivi hanno, non so se un cuore, ma senz'altro delle relazioni familiari, ecco, mettiamola così, quindi il che poi può rivelarsi, senza spoilerare troppo, un loro punto debole, perché nel momento in cui tieni famiglia, quella famiglia non sei più tu, può prendere delle scelte autonome. Sì, dopo parliamo della ragazza. Sì. Grazie. Bene, allora ok, vi raggiungo così vi sentono al microfono. Buonasera, sono arrivato all'ultimo, vuol dire, fulmicotone, perché ero lì che rimuginavo, non ho letto il libro, quindi vi prometto di poterlo fare. Mi rimane un dubbio, la speranza. Ho percepito che non c'è, credo, capisco, e mi domando se la scelta del romanzo, di ciò che ha scritto, escluda completamente i cosiddetti giovani, cioè chi resta, i protagonisti indiretti, credo, del romanzo, cioè chi va contro all'ultimo rappresentante dell'umanità che scrive all'ultimo momento col mozzicone di matita. Non c'è proprio più speranza a quel punto da parte di chi resta di ricostituire, diciamo, quell'umanità migliore di quella che viviamo oggi? Grazie. Categoria della speranza. Ecco la speranza. Allora, sì, in realtà parlavamo prima con Paola del fatto che sia Edward che Liz perdono e vincono entrambi, perché Liz voleva preservare l'umanità e in qualche modo questo avviene, perché i discendenti, questi giovani che non hanno più il pensiero, non hanno più la parola, non hanno più il tempo nel passato, però si riproducono. E non vediamo l'umanità estinta, perché anche se vediamo quest'uomo vecchio, l'ultimo rappresentante di ciò che era l'umanità fino a lui, cioè un gruppo di esseri viventi che possiede il pensiero, la parola, la comunicazione, la capacità di vivere in gruppo, cosa che ci accomuna anche naturalmente a moltissime specie animali che a volte lo fanno meglio di noi, quest'umanità persiste, loro sono sempre lì e noi non sappiamo, e io oggettivamente non so cosa sarà di loro. Quindi per quanto riguarda la speranza dipende sperare in cosa, perché se la speranza è la sopravvivenza del genere umano, certo che c'è, loro sono lì, sono moltissimi, e lui ormai, il rappresentante di quella che era l'umanità, la vecchia umanità, è isolato e destinato a morte molto vicina, mentre loro ci sono. Quindi se per speranza intendiamo il fatto che l'umanità non si estingua ma che continui verso prospettive a noi ignote, c'è come, solamente che lì noi ci fermiamo perché sta a loro. Noi che pensiamo così tanto, che parliamo e scriviamo così tanto, non possiamo immaginare cosa sarà di un'umanità privata della parola, del pensiero, della scrittura, del senso del passato, della storia. Magari andranno avanti, e magari andranno avanti anche in maniera prospera, ma lì noi cediamo le armi e lasciamo spazio a loro. Quindi se c'è una speranza è questa. Ciascuno spera in qualcosa di diverso, la speranza di tutti non è la stessa, quindi questo tipo di speranza sì, c'è. Grazie Jacopo, penso che siamo giunti alla conclusione. Grazie davvero per aver resistito anche con queste condizioni meteo. Sì, ovviamente adesso che noi stiamo concludendo anche la pioggia sta smettendo, però questa cosa della vostra presenza, anche del vostro proprio affetto che si sente, dell'interesse verso la presentazione, ci ha veramente
ci è tanto piaciuta, ci ha tanto emozionato e ci dà tante soddisfazioni, convincendoci a continuare in quello che stiamo facendo. La prossima settimana sarà l'ultimo mercoledì per questo ciclo di incontri estivi. Avremo la scrittrice Katie Franzolin che ci presenterà una sua trilogia fantasy, quindi chi è appassionato del genere o comunque chiunque voglia partecipare, essere con noi anche mercoledì, è sicuramente il benvenuto. Chiuderemo in grande stile una presentazione diciamo multimediale, perché avremo anche delle ballerine, ci saranno degli intermezzi un po' particolari, ecco, rispetto alle classiche presentazioni, quindi vi aspetto tutti mercoledì prossimo. E ovviamente ringrazio veramente di cuore Jacopo, che forse non l'abbiamo detto, ma lui non vive nemmeno a Mestre, vive a Milano e quindi è venuto qui per questa occasione, e questa cosa mi riempie veramente ancora di più soddisfazioni. Grazie Paola, sei stata una moderatrice assolutamente professionale, esaustiva, bravissima veramente, mi auguro che ci saranno occasioni anche in futuro. Non ho chiesto a Jacopo se ha in programma qualche altra produzione, mi sono dimenticata di chiederti sì, se c'è qualcosa che bolle in pentola dopo questo romanzo. Oh sì! Oh sì, non avevo sì, continuo a scrivere, ho un romanzo che in realtà ho già, non so se sì, vale la pena dirlo, sì, finito. E attende anche lui un Van Hendrix che gli permetta di esistere e quindi sì, senz'altro non mi fermo lì. Ok, allora ti facciamo un grande in bocca al lupo per le prossime pubblicazioni. Ricordo che chiunque fosse interessato all'acquisto del libro abbiamo qui delle copie disponibili, quindi rivolgetevi pure a noi. Adesso chiudiamo anche la diretta, salutiamo il pubblico da casa, grazie di averci seguiti, spero che da casa sia arrivata lo stesso calore, la stessa sensazione che abbiamo avuto noi qui, proprio di piacere di essere in un'atmosfera così bella, culturale, letteraria, artistica, veramente interessante. Grazie a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo.